Al via il Giro di Sicilia di ciclismo per il presidente della regione Musumeci, un'occasione per promuovere i nostri tesori e dare un ulteriore impulso al turismo. C'è Vincenzo Nibali che cerca il bis, Damiano Caruso che per la prima volta nella sua terra si misura in una prova a tappe. È scattato ieri infatti il Giro di Sicilia, una competizione rinata grazie alla collaborazione effettuata tra la regione siciliana e la RCS Sport, che fino a venerdì di questa settimana vedrà il grande ciclismo dare spettacolo nell'isola a meno di un mese dall'arrivo della carovana del Giro d'Italia. Sono 662 chilometri per quasi 10.000 metri di dislivello su percorsi misti che culmineranno nel gran finale alla conquista dell'Etna con la scalata e l'arrivo in quota sul versante nord del vulcano a Piano Provenzana. Grazie a queste manifestazioni, ha affermato il presidente della regione Musumeci, si valorizzano ulteriormente i piccoli e grandi centri della Sicilia, facendo apprezzare la nostra regione in tutto il mondo e spesso dando anche la possibilità di scoprire letteralmente le località meno note. Continuiamo anche attraverso questi eventi internazionali a promuovere le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche di questa terra ricca di tesori racchiusi tra il mare e le aree interne per dare un ulteriore impulso all'economia turistica e al suo indotto. Ieri la prima delle 4 tappe della competizione che è partita da Milazzo con arrivo in volata a Bagheria. A contendersi la maglia giallorossa ci sono stati Nibali, Caruso, Pozzovivo, Luis Megent, Diego Rosa, Jefferson, Cepeda, Ellison, ma non si escludono sorprese tra gli altri cacciatori di tappa. Oggi la tappa entra nel vivo nella nostra provincia di Agrigento. Interessata la città di Cattopardo, Palma di Montechiaro, dove da piazza Santa Rosalia inizierà il circuito fino ad arrivare a Caltanissetta per un totale di 152 km, l'arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Soddisfatto della tappa odierna che vede proprio la sua città, Palma di Montechiaro, protagonista dell'evento sportivo che accende i riflettori sulla città con un'ampia diretta della Rai Sport, raggiante il sindaco Castellino che ha ringraziato il presidente della regione per l'attenzione che ha dimostrato verso la città palmese, che a detta appunto dello stesso danno più consapevolezza del grande lavoro svolto in questi anni. Un ringraziamento è stato fatto dal sindaco Castellino anche agli assessori Marco Falcone e Maglio Messina per la collaborazione svolta nei confronti della sua città. Domani la tappa ciclistica interesserà ulteriormente la nostra provincia con la terza tappa che partirà da Realmonte fino a Piazza Armerina per un tracciato di 171 chilometri.